Siamo intorno a 1100. Il re Carlo Magno attende Orlando per gustare un buon gelato. Ehi, giunto il momento di rinfrescare la mia gola! Ho visto una broccia, fragola e nocciola! Ma alle 17, Orlando, anziché il gelato, portò un'infausta notizia. So già in partenza di averla delusa, ma la gelateria di Ruggero stamattina era chiusa. Mentre loro si chiedevano il motivo di questo evento, arrivò Rinaldo, che conosceva il perché. Mio caro sire, Ruggero che ho io, e come suoro, se ne fo io. Ah, è un grave affronto per la tua dignità! Non trovo parole che vuoi che ti dica! Toglimi solo una curiosità, ma è solo ganno o tu sarà amica? Chiedo scusa se mi intrometto, ma a scommettere non faccio fatica. Di sicuro non ha un bell'aspetto, al 100% è a suora amica. Falla finita e non parlare assai, non è che tuo suoro sia invece una santa, va scavenianno e come una guai, già se ne ha fatto chiosserice in mano. Marrano! Ma la minchiata! Adesso basta morte per denti! Se ti avvicini devo zucchare di niente, Mettiti a pregare, ti batto sicuro! ma c'è che finirla e vaga oscuro. Dai, in guardia! Ahimè! Basta, deciderò io! Sapevo che a capo ne va schifeo! A quel punto, lo scaltro imperatore capì che da quella situazione poteva trarne profitto. Sono confuso e frascinato, ma ben lieto di queste novelle. Adesso non desidero più il mio gelato, ma voglio conoscere le vostre sorelle. Amoritato Murubaro, veloce, veloce! Mio caro sire, con tutta onestà, io mi permetto e mi lasci dire, mia sorella conserva la verginità. Con la sua si può divertire. A parola d'onore ho già constatato, mi stia a sentire e dia retta a me. Se non è soddisfatto verrà rimborsato, ma mi di sua suora e suo amore non c'è n'è. Marrano! La minchiata! Adesso basta vile e Ma meschino! vai che da male, pezzichetino! Ora su stanco avrai la condanna! Con una tempolata da rocca da panna! In guardia! Ahimè! Basta, qui l'ultima decisione è sempre la mia, ve lo prometto sulla mia pelle. Fate riaprire la gelateria, a così vi tenete le vostre sorelle. Dai! Sorella!